L'emozione è tanta, anche perché è stato un anno particolarmente lungo, un anno difficile, un anno di ripensamento, una prima direzione artistica per noi tre direttori artistici e quindi è stato un anno molto complesso, bello, ma appunto che ci ha messo molto in gioco. Se possiamo trovare un tema all'interno di quest'anno è la novità, perché quest'anno sarà l'edizione delle prime volte, quindi la prima volta che uno dei nostri giurati ha un omaggio a livello mondiale, la prima volta che il fotografo Piero Percoco presenterà un suo lavoro di video, la prima volta che si potrà fare un giro in gondola e vedere un'installazione site specific su uno schermo segreto. Insomma, l'edizione delle prime volte che ha cercato di rimettere al centro il cinema, come è la missione di Lago Film Fest, che è un festival internazionale di cinema indipendente. Siamo uno dei pochi festival, e ne andiamo fieri, dove l'animazione compete in egual modo con fiction, documentari e appunto altre tipologie di cortometraggio. Questo perché per noi appunto non vi è differenza. Molto spesso viene dedicata una competizione a parte o delle menzioni speciali per animatori, appunto per le animazioni, ma invece nel nostro caso viene integrata con nei concorsi del festival, perché alla fine vince l'idea, vince il film, vince come viene poi raccontato una storia indipendentemente da quale sia il mezzo. Stiamo parlando del Festival Espanso, che è diciamo una parte abbastanza importante di Lago Film Fest, importante nel senso di storica, perché il Lago Film Fest è nato nel borgo di Lago, in realtà tra le vie, i vicoli e le piazze del borgo medievale di Lago. La pandemia ci ha un po' obbligati ad abbandonare questo borgo perché è molto piccolo, perché è molto ristretto, e ci siamo reinventati fondamentalmente un altro modo di popolare le strade di Lago e di continuare a dialogare con la comunità che ci ospita, strutturando il Festival Espanso, che è una galleria, una sorta di museo a cielo aperto dove presentiamo 12 opere d'arte, per la maggior parte videoinstallazioni, che gli spettatori e le spettatrici potranno scoprire deambulando per il borgo di Lago tutte le sere dalle 20 fino alle 24. Abbiamo deciso di iniziare con un omaggio a Tanzotto, proprio perché quest'anno è il centenario e quindi dopo una residenza realizzata da Yoichi Iwamoto, questa sera c'è la presentazione del video di restituzione, quindi siamo molto felici. Sempre in questi 10 giorni ovviamente ricorderemo altri 2 centenari per noi fondamentali, che sono uno a Rodolfo Sonego, sceneggiatore al quale abbiamo dedicato un premio e una serie di attività, diciamo, che durano durante tutto l'anno. Ovviamente Francesco Fabbri per noi è fondamentale, importantissimo, in quanto Fondazione Francesco Fabbri è l'ente organizzatore, insieme alla Proloco di Riviene Lago, dell'intero festival. Ci tengo a sottolineare che Lago Film Fest non si è mai fermato, neanche l'anno scorso, nel 2020. Quello dello scorso anno è stato appunto un evento ridotto. Quello di quest'anno, seppur con qualche limitazione, riporta un po' alla normalità. Avremo 10 serate a partire da questa sera, che si concluderanno domenica 1 di agosto, più di 200 film, una sala immersiva, abbiamo un monitor immerso nell'acqua, sospeso, e questa è una caratteristica di ogni anno, qua giù vicino alla spiaggetta del Lido, e poi abbiamo artisti internazionali, workshop per i bambini, perché c'è anche l'attenzione ai bambini, sapete, la collaborazione con UNICEF. Auguro che il tempo tenga e ci possa concedere 10 giorni meravigliosi qui a Lago di Reviene Lago con la 17ª edizione del Film Fest.